Il mondo della pesca subacquea approda, ed è proprio il caso di dirlo, su direttasport.it. Siamo con Ennio Vacca, presidente della ASD CAS Sinis, che organizza questo campionato sardo di pesca in apnea a squadre per società. Intanto lo ringrazio e lo saluto, una cornice davvero incantevole. Siamo a Puzzuidu, è il quarto appuntamento stagionale, spiegheremo anche un po' come funziona il mondo della pesca subacquea in Sardegna. Intanto, cosa significa campionato sardo pesca in apnea a squadre per società? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, il campionato sardo di pesca in apnea per società significa che si tratta di una gara, in questo caso secca, in cui prendono parte gran parte degli atleti di tutte le società sarde e la competizione si svolge con equipaggi composti da 3 atleti appartenenti rigorosamente alla stessa società che si daranno il cambio, poiché 2 saranno costantemente impegnati nell'azione di pesca e 1 resterà in gommone pronto a dare il cambio a uno dei 2 in qualunque momento. Allora, andiamo un po' con ordine anche per spiegare, ci seguiranno in tanti, soprattutto gli appassionati, ma magari c'è anche chi sarà curioso di capire come funziona il mondo della pesca. Intanto il movimento, una decina di società nell'intera isola, 28 equipaggi invece presenti oggi qua sulle acque di Puzzuidu. Di fatto alcune società presentano diversi equipaggi, questo in qualche modo aumenta la possibilità di vittoria. Dicevamo 3 equipaggi, 3 atleti per equipaggio, 1 rimane sul gommone, un campo di gara particolarmente ampio. Cos'altro? Cos'altro? Allora, diciamo innanzitutto che hanno partecipato quasi tutte le società sarde. La maggior parte hanno portato almeno 3 equipaggi. Alcune, come nel caso della nostra associazione, il Sinis, ha portato ben 9 equipaggi per questa competizione. Che altro dire, il campo gara va da Capomannu alla zona di Torre di Scavesai, la spiaggia di Isbenas. Prevede un fondale abbastanza vario che permette a tutti i partecipanti di pescare e cambiare anche battimetriche. Infatti sarà possibile pescare sia per chi vuole in pochissima acqua come per chi vuole provare ad andare un po' più fondo. Gli è permesso, in quanto il campo gara si estende anche abbastanza a largo, quindi ognuno in base alle proprie possibilità potrà decidere dove e come pescare. Sarà una lunga giornata di sport ma anche di amicizia. Con le immagini di Andrea Faris andremo un po' a raccontare questa lunga giornata. Il campionato sardo, o meglio il mondo della pesca subacquea in Sardegna, abbiamo detto che è il quarto appuntamento, 3 tappe si sono già svolte, una stagione che inizia il 1° ottobre, si chiude il 30 maggio, 3 appuntamenti del campionato individuale regionale, 2 sono saltate per questioni ovviamente di maltempo. Questa è il primo campionato, una gara secca che nulla ha a che fare con il campionato regionale individuale, che si chiuderà con altre 3 tappe che andranno a decretare il 24 maggio ad Alghero i 4 qualificati campioni regionali che poi prenderanno parte alle finali nazionali. Insomma, la Sardegna che tipo di ruolo può recitare in questo mondo? Allora, la Sardegna ha diversi atleti di alto livello, come si potrà poi vedere anche in questa competizione ci sono atleti veramente di alto livello. È presente l'attuale campione italiano di pesca in apnea individuale, sono presenti
7-8 atleti che prendono parte al campionato assoluto di pesca in apnea, tutti oggi al momento impegnati nella gara, che si daranno, diciamo, una bella battaglia in acqua e speriamo portino diversi pesci, dei bei carnieri al peso. E allora torneremo più avanti da Ennio Vacca, intanto con le immagini di Andrea Farris andiamo subito a vedere i gommoni che prendono il primo contatto con l'acqua, poi la partenza nel campo gara. Ricordiamo 5 ore di gara, si tornerà intorno alle 2 e in quel momento che si verificherà il pescato, perché poi tutte le operazioni di pesatura e di premiazione finale ovviamente nel pomeriggio. Grazie Ennio, con le immagini di Andrea Farris, questa magica giornata di sport e amicizia. Con Roberto De Montis, presidente del comitato regionale della FIPSAS Sardegna, all'occasione ghiotta in questo campionato regionale gara secca, sì, di pesca subacquea a squadre per società, per andare ad analizzare anche quelli che sono un po' i numeri del movimento della pesca subacquea in Sardegna. Ma come numeri abbiamo circa atleti che in genere partecipano alle gare, sono circa un 170. Il movimento di chi fa pesca subacquea, anche al di là di quelli che fanno attività agonistica, diciamo siamo intorno ai 400 amanti della pesca subacquea. Il movimento poi in genere dei tesserati della federazione qua in Sardegna è di circa 6.000 iscritti, 6.000 tesserati, e le società sono quelle che fanno attività subacquea. Sono una trentina di società e i numeri sono nettamente maggiori per quanto riguarda invece la pesca sportiva, diciamo pesca a canna, quindi diciamo l'attività subacquea è minoritaria rispetto al movimento di pesca in Sardegna. Due curiosità: intanto, quando si parla di federazioni si parla spesso di settore giovanile. In questa lunga chiacchierata ho capito che è difficile inserire il gene della pesca sportiva nei giovanissimi. No, io tenga presente, sono presidente della federazione da gennaio. Però sto girando un pochino, sto cercando di conoscere le varie realtà della pesca, e proprio stamattina sono andato a trovare ho partecipato, diciamo, a una gara che si è tenuta al Lago Modeo di pesca da riva, ovviamente, e c'erano veramente tantissimi bambini, ma addirittura mi incuriosiva, ho visto una bambina di 4 anni che con la canna armeggiava lì, quindi no, in realtà si sta curando il settore giovanile. Certo, c'è tanto da fare e la nostra disciplina ha bisogno di diciamo così, implementazione, di diffusione dell'attività di pesca nei bambini, però ripeto, con piacere ho notato che si sta cercando di muovere. Poi per quanto riguarda l'attività subacquea, tantissimi bambini sono stati coinvolti, noi facciamo tantissimi corsi mini sub 1, 2, 3 stelle, e per cui diciamo in realtà anche il settore giovanile lo stiamo curando,
è sicuramente di buon auspicio e sono convinto che se ci lavoriamo, continuiamo a lavorare come stiamo lavorando adesso, sicuramente i numeri aumenteranno. Un ultimo aspetto, le prove selettive, campionati individuali, 3 prove si sono già fatte, 2 si sono dovute rimandare per condizioni meteo marine, finisce tutto il 24 maggio ad Alghero, insomma oggi una dimostrazione, De Silvestri non ha vinto, non è bastato il Dentice, come finirà questo campionato regionale? Ma vediamo, noi speriamo comunque di riuscire a mandare qualche atleta della nostra regione alle nazionali, ai campionati nazionali, ci speriamo. De Silvestri è sicuramente un atleta di valore. Insomma, comunque speriamo di riuscire a mandare qualcuno. In un momento in cui l'animalismo è protagonismo, che dire, insomma, sul mondo della pesca subacquea, immagino che insomma, ci siano tantissime persone, va tanto di moda oggi il vegano, il vegetariano e via dicendo, insomma, che dire al movimento? Ma io devo dire innanzitutto che la pesca subacquea è una pesca selettiva, tanto per incominciare, per cui questi luoghi comuni della pesca indiscriminata assolutamente non è vera, anzi è la pesca professionistica che non è selettiva e può essere distruttiva. Il pescatore subacqueo sceglie le prede, come avete visto anche oggi, devono essere rispettati dei pesi minimi, delle lunghezze minime, per cui il pescatore subacqueo non fa, ripeto, una pesca così indiscriminata, va a scegliersi la preda, per cui sicuramente è una pesca che non crea dei danni all'ecosistema, anzi ripeto, è uno sport dove c'è la possibilità di, ripeto, non solo selezionare le prede, ma poi è un movimento che crea unità, dove in realtà spicca lo spirito sportivo, perché ripeto, il pescatore sportivo non va a distruggere un ecosistema dove invece si diverte e lo rispetta, ha tutto l'interesse a rispettarlo, per cui ripeto, questi luoghi comuni della pesca sportiva indiscriminata, distruttiva, va sfatato assolutamente. Nello store di Air Sub, per conoscere quelle che sono le novità del mercato della pesca subacquea, siamo con Giulia, titolare dell'azienda storica nel panorama, io direi non soltanto cittadino ma regionale di questo settore. Le novità della stagione ormai alle porte, stagione 2014-2015. Allora, per quanto riguarda la pesca subacquea, le grandi novità degli ultimi anni, l'evoluzione è stata soprattutto sui computer d'apnea, che secondo me danno maggiore sicurezza all'apneista. Perché? Perché ti indicano le profondità, ma soprattutto
ti indicano le soste in superficie in maniera tale che uno riesca a regolarsi bene tra una discesa e l'altra e fare dei tempi di recupero giusti, onde evitare diciamo sovraccarichi di lavoro e problemi che ne possono conseguire. Immagino che sia anche un ausilio particolarmente prezioso in termini di sicurezza, insomma sono dei giorni scorsi le notizie nefaste di questo mondo, si stanno facendo progressi anche in questo senso. Assolutamente sì, tutte le ditte stanno investendo moltissimo sulla ricerca sia nella subacquea con le bombole sia nella pesca e nell'apnea pura. Le grandi aziende hanno tutte ormai un computer di riferimento per una disciplina e per l'altra. Oltretutto adesso che non si va in acqua facendo apnea solo per la pesca subacquea ma anche per l'apnea pura, quindi moltissimi appassionati lo fanno anche senza l'obiettivo pesca. Non solo prodotti, però la sicurezza passa anche per un lavoro nelle fondamenta. Immagino che fare corsi sia importante, in questo senso anche voi vi siete attivati. Beh, noi siamo ormai quasi 30 anni che svolgiamo corsi per i subacquei con le bombole, quindi corsi di ARA, però negli ultimi 15 anni il boom è stato proprio per gli appassionati di apnea. Quindi l'appassionato di apnea si ritrova ad avere la formazione con gli istruttori e degli allenatori di apnea per poter fare in sicurezza questo sport. Secondo me è fondamentale sia in una disciplina ARA che apnea, finalizzata alla pesca, ripeto, all'apnea pura, secondo me seguire un corso. Allora, quale occasione migliore di chiedere a un'attività commerciale quelli che possono essere anche i costi per chi magari vuole iniziare ad abbracciare questo mondo? Allora, il costo per un corso di apnea è di 350 euro. Considerate però che si può venire incontro per i pagamenti, quindi fare 2 pagamenti differenti lungo il tempo di 2 mesi circa, che è la durata di un corso. Noi siamo attrezzati appunto con la piscina profonda 5 metri, che forse è l'unica in Sardegna profonda 5 metri, apposta per poter fare bene le simulazioni di compensazione e poi le capovolte con pinna lunga. Ripeto, poi oltre al corso noi offriamo, una volta che uno ha in mano un brevetto, la possibilità di continuare facendo gli allenamenti di apnea, quindi andiamo in vasca lunga e facciamo 2 volte alla settimana questi allenamenti per poter rimanere sempre diciamo in forma ed essere pronti per la stagione estiva o quella in cui un pescatore o un apneista poi riesce ad andare veramente in mare. Con Sergio per entrare un po' nel tecnico, perché il progresso non è soltanto tecnologia ma anche forse soprattutto materiali. Certo, negli ultimi 20 anni la tecnologia ha aiutato moltissimo il pescatore e l'apneista, migliorando i materiali. Siamo partiti dagli anni 80 dove si usavano semplicemente delle pinne in plastica, per poi da fine anni 90 iniziando con le pinne in carbonio. Quindi sono già 15 anni che la pinna in carbonio è diventata il compagno fedele del pescatore subacqueo e dell'apneista, perché la resa del carbonio è nettamente superiore rispetto alla plastica, e questa è stata realmente una rivoluzione, perché adesso abbiamo aumentato sia gli standard di sicurezza, quindi i tuffi diventano più lunghi, più sicuri, perché la pinna in carbonio ci consente di rientrare in superficie in pochissimi secondi, quindi una velocità superiore e la sicurezza aumenta tantissimo. La pinna in carbonio negli ultimi 20 anni è cambiata sia per forme che per materiali. Il carbonio via via è andato sempre migliorando, ottenendo anche delle mescole molto soffici e molto elastiche. Ci sono state delle rivoluzioni sia sugli angoli che sulle scarpette. Ormai la pinna in carbonio è diventata realmente un oggetto che anche l'appassionato, non più soltanto l'agonista, utilizza tutti i giorni. Qui nello store di Airsub ci sarebbe da rimanere una mattinata, io però provo a focalizzare un po' gli aspetti su quelli che sono i punti cardine. Le pinne, ne abbiamo parlato, mi sposterei invece nel reparto delle maschere, perché ho una curiosità: qual è l'errore che non bisogna commettere quando si acquista una maschera, ad esempio? La maschera, mi capita spesso dei clienti che arrivano e mi dicono: guarda, ho preso una maschera, non mi è andata bene. Noi invece preferiamo far misurare tutte le maschere ai nostri clienti per trovare la maschera con la forma giusta per il proprio viso e anche per l'attività da svolgere, perché l'apneista ha bisogno di una maschera con un volume interno molto basso, invece chi va con le bombole ha bisogno di una maschera con un ampio campo visivo. Quindi abbiamo anche differenziato in negozio, abbiamo da una parte la maschera d'apnea e dall'altra parte le maschere che vanno bene per l'immersione. Quindi facciamo provare ai nostri clienti maschera per maschera, possibilmente anche quasi tutte, in maniera tale da trovare la più giusta per il proprio viso. La maschera d'apnea è passata, per esempio, da una maschera piccolina
che era la Super Occhio, che è una maschera storica che c'era negli anni 90, anni 80, siamo passati a maschere con volume interno ridotto, che praticamente hanno la metà dell'aria all'interno delle nuove maschere d'apnea. Questo è un vantaggio perché chiaramente soffiando aria dentro la maschera per farla staccare dal viso mentre scendiamo, in queste maschere praticamente non ci soffiamo quasi niente e tutta l'aria ci rimane nei polmoni, tutto a vantaggio di un'apnea più lunga e più sicura. Io chiuderei con quella che è la curiosità forse universale, il vero segreto per non far appannare la maschera. Allora, ci sono tante tecniche, però noi negli anni ne abbiamo più o meno vista una che è quella che un po' funziona. Allora, praticamente sono due cose che trovi a casa normalmente, che sono l'accendino e un pezzettino di carta, uno Scottex normalissimo. Le maschere in silicone attuali si appannano tutte perché il silicone poi va a depositarsi all'interno della lente e quindi praticamente questo strato di silicone con la differenza termica provoca quello che si chiama la nebbia, quindi si appannano praticamente, le maschere non vedi nulla, che è una tortura in acqua. Allora, per eliminare il silicone all'interno delle lenti è sufficiente bruciare la lente con l'accendino. Se la fiamma va anche sul silicone, il silicone fonde a temperature altissime e non corriamo neanche il rischio di rovinare la maschera. Quindi se volete vedere, io praticamente adesso brucio la lente con l'accendino ed elimino tutti quelli che sono i residui di lavorazione delle maschere semplicemente con una fiamma passata leggermente su tutta la lente. Ecco, questo è il risultato di una lente non trattata e di una lente trattata. Poi con lo Scottex è sufficiente togliere quella fuliggine che si è formata, in modo tale che poi non ci rimanga nulla e non ci dia fastidio. Ecco, la maschera è di nuovo pulita. Questa operazione qua va ripetuta diverse volte. In combinazione si può utilizzare l'antiappannante, che è un prodotto chimico, praticamente che elimina tutto il silicone che c'è depositato. Ecco, questo dell'accendino più l'antiappannante consentono alla maschera in breve tempo di non appannarsi più.
prima di conoscere i vincitori di questo campionato regionale di pesca subacquea in apnea a squadre, facciamo un'incursione nel laboratorio di Alessandro Vacca, Val Sub di Assemini, che ringrazio e saluto perché c'è una curiosità. Qui si fanno le mute su misure. Allora, la prima curiosità che mi viene è quali sono i vantaggi di un prodotto costruito, immagino, dall'inizio ad hoc per ogni singolo subacqueo. Salve. Allora, dunque, la cosa principale è che una muta su misura calzerà a pennello sopra le misure della persona che la commissiona, per cui non avrà costrizione, non avrà nessun tipo di problemi nell'indossarla e nell'utilizzo, avrà il massimo comfort. Prima un'altra curiosità importante, quella si parla del microfilm, insomma da uno che non è addetto ai lavori mi sembra di capire che deve entrare un filo d'acqua all'interno della muta, questa si deve scaldare, l'importante però è che l'acqua sia sempre la stessa, insomma pare che nelle mute standard invece questo aspetto ermetico della muta sia un po' labile. Sì, dunque la muta su misura ha dei vantaggi molto grandi rispetto a una muta standard, perché la muta standard non andrà mai ad aderire perfettamente al corpo della persona che la indossa come una muta su misura. La muta su misura non creerà sacche d'acqua superflue e il vantaggio è che il microfilm che si crea dentro la muta sarà sempre costante e non si avranno sbalzi di temperatura. Poi immagino insomma ci sia anche un altro vantaggio, quello di poter personalizzare perfettamente questo prodotto. Ora io non so se i subacquei siano vanitosi o meno, però il fatto di poter scegliere in maniera personale il colore magari può anche in questo senso può fare la differenza. I pescatori subacquei sono molto esigenti, vogliono sempre una muta personalizzata, cosiddetta customizzata, con tutte le caratteristiche che secondo loro sono più adatte per riuscire ad avvicinare la preda, per cui una muta su misura liscia con un mimetismo suggerito direttamente da loro per colori e magari dimensione anche delle macchie è sicuramente una muta che è insuperabile, non si può trovare in commercio, una muta standard non esisterà mai così. Intanto faccio un meo culpa perché ho parlato di vanità, ovviamente il problema è quello della mimetizzazione nel fondo marino. Parliamo anche di costi e di tempi, iniziando dall'aspetto più importante. Quanto costa una muta su misura da un minimo fino a un massimo? I costi delle mute su misura variano a seconda del tipo di materiale che si utilizza e anche dello spessore. Quindi parliamo di 200 euro all'incirca su un 3 mm, per poi salire possono arrivare anche a costare 300-350 euro. I tempi invece? I tempi di consegna diciamo che si aggirano sempre intorno ai 15-20 giorni lavorativi. Allora, grazie ad Alessandro, un'attività che funziona anche perché insomma, c'è l'incrocio con una moglie che è sarta modellista e questo insomma, ha permesso di raccogliere la tua esperienza come agonista subacquea e unirla poi a un'attività di questo genere. Certo, sarebbe stato impossibile riuscire a realizzare questo sogno perché in effetti per me è sempre stato un sogno. Riuscire ad avere una muta fatta da me, ma io non ero in grado di disegnarla la muta e con mia moglie sono riuscito ad ottenere queste due, diciamo la mia esperienza e la sua esperienza insieme ha creato questo prodotto che funziona. Allora, visto che sono davvero pochissimi in Italia i laboratori di questo genere, chi vuole provare un prodotto di questo genere ad Assemini, alla Val Sub, in via? In via Tevere 131 ad Assemini.
Allora, con Bruno De Silvestri, ma anche con Massimo Melis e Matteo Scano, andiamo ad analizzare questo secondo posto, secondo gradino del podio. Inizierei da Bruno De Silvestri, campione italiano in carico. Insomma, non è bastato il Dentici. No, non è bastato, ma non abbiamo neanche cercato la vittoria a tutti i costi. Era più che altro un'esperienza di squadra per far crescere due ragazzi che si sono appena brevettati nella nostra società. Quindi era proprio una prima esperienza per loro più che una gara per me. Allora, prima di chiedere a voi intanto che cosa si può prendere dal campione italiano in carica, un'altra curiosità per De Silvestri, talento, fortuna, esperienza, cosa fa la differenza nella pesca sub? La fortuna. Uno che arriva secondo, terzo, primo, quello che cambia è la fortuna. Prendere un pesce o perdere un pesce è solo fortuna. Sono tutti bravi a un certo livello. Che cosa significa invece avere come compagno di squadra Bruno De Silvestri? È una grande nuova scuola, ha tante cose da insegnarti. Però immagino che capire dove sta la tana, capire dove andare a parare, dove trovare il pesce, insomma fa la differenza. Sì, per fortuna c'è Bruno che ci fa da maestro, qualcosina stiamo imparando a capirla e a prendere qualche pesce grazie a lui. Ritirato dall'agonismo perché? Perché ho 45 anni, non ho più la carica emotiva per continuare una carriera. Ho preferito ritirarmi da vincitore. Dai. Quarto sigillo in carriera per la Air Sub, dopo il 2008, 2009, 2011 si torna a conquistare il podio più alto di questo campionato regionale di pesca subacquea a squadre per società. Allora siamo con i vincitori Sergio Cardia, Gianfranco Loi, Dario Maccioni. Inizierei da Sergio, qual è stata la strategia e cosa ha fatto la differenza in questo campionato regionale? Quest'anno abbiamo preparato la gara in maniera corretta e siamo riusciti a capire durante la giornata dove si trovavano i pesci, che erano tutti quanti in acqua bassa. Quindi abbiamo impostato la giornata soltanto in acqua bassa, cercandoli e riuscendo a trovare 8 saraghi validi più altri 2 pesci che abbiamo trovato in giro. Con Dario Maccioni invece 12.000 punti tondi, 3 specie, insomma un buon bottino. Diciamo che pensavamo di fare un po' di più, però viste comunque le condizioni di oggi che sono nettamente cambiate rispetto alla settimana, comunque ci riteniamo molto soddisfatti per come è andata. Dai, Gianfranco Loi, a De Silvestri non è bastato il Dentici, voi però avete preso un gran bel sarago. L'ha salvato il Dentici, però anche noi avevamo in serbo lo Jolly, che purtroppo quest'anno non ci ha abbonato. Si riparte con le prove selettive dei campionati adesso individuali, 3 gare si sono già fatte, 2 sono state rimandate per problematiche meteo marine. Immagino che ci sia un vostro intervento anche nei campionati regionali individuali? No, quest'anno abbiamo Gianfranco e Dario che sono nel campionato di prima categoria, gli assoluti, e quest'anno dobbiamo partire in Sicilia a fare il campionato italiano. Abbiamo altri ragazzi che sono arrivati terzi classificati, che sono impegnati anche nelle selettive quest'anno. Vediamo se alla fine riuscirà a qualificarsi anche qualcuno di loro. Va detto, sul terzo gradino del podio ancora l'Air Sub, e questo forse conferma che anche i corsi che voi fate nel Cagliaritano, siete una realtà storica, possono fare la differenza perché si può apprendere questo sport soprattutto. Sicuramente nei corsi, a parte le basi comunque classiche dell'apnea, della pesca in apnea, comunque si imparano anche le tecniche di pesca, le attrezzature eccetera eccetera. I corsi praticamente vengono svolti, si fanno diciamo delle 8 ore in piscina, di pratica in piscina, 12 ore di teoria, e poi ci sono 2 giornate in mare. 2 giornate in mare dove i corsisti praticamente potranno assaporare direttamente quelle che sono le tecniche direttamente in mare. Okay. E allora grazie e complimenti. Grazie ancora a voi. Con Ennio Vacca, per chiudere questa grandissima giornata di sport e amicizia, penso che la soddisfazione più grande siano intanto le oltre 300 persone che ci sono state alla fine di questa giornata. Parlo ovviamente del momento conviviale, del pranzo, delle premiazioni. Insomma, il bilancio finale qual è? Diciamo che il bilancio possiamo ritenerci molto fortunati perché è andato tutto bene, dalla bellissima giornata che c'è stata oggi, ai bei carnieri che sono usciti, al bel pranzo e a tutto quanto. La pesatura è andata abbastanza bene,
diciamo, le premiazioni idem, tutti sono rimasti contenti, quindi possiamo dirci abbastanza soddisfatti. Questo speciale su direttasport.it è anche fortemente voluto da te, presidente della SD Sinis CAS, anche per dare un po' di smalto a questo movimento che ha davvero tanto seguito, però forse merita di essere conosciuto in maniera ancora più approfondita. Allora, abbiamo voluto fare questo video anche per far conoscere a tutti quanti questo sport, che forse è uno sport un po' minore, quindi volevamo far vedere come si svolge una gara di pesca in apnea, dare, diciamo, uno slancio e cercare di coinvolgere più persone verso questo sport. Speriamo di riuscirci e speriamo nei prossimi anni di riuscire ad avere più iscritti e più partecipanti a queste gare. Allora, questa gara secca, questo campionato regionale di pesca subacquea in apnea a squadre per società si è chiuso molto bene, 3 gare delle prove selettive del campionato regionale. Adesso qual è il prossimo appuntamento del mondo della pesca subacquea? Allora, il prossimo appuntamento saranno appunto, come appena sottolineato, le 3 gare per il campionato regionale individuale, poi dopodiché ci saranno altre 2 gare a squadre, di cui preferisco sottolineare la gara del 5 luglio, che sarà una gara di beneficenza organizzata sempre dalla SD CAS Sinis e sarà una gara di beneficenza per la fibrosi cistica. Non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, insomma penso che siano stati superati i 30-40 kg di pesce probabilmente. Dove andrà a finire il pescato? Allora, il pescato andrà devoluto in beneficenza. Si chiude dunque questo speciale dedicato al mondo della pesca subacquea, amici di direttasport.it, campionato regionale a squadre di pesca subacquea in apnea per società. Viene superato al photo finish dalla Air Sub di Cagliari, il più importante rappresentante del mondo della pesca subacquea in Sardegna, campione italiano in carica Bruno De Silvestri. L'Air Sub dunque conquista il 4° sigillo negli ultimi 5 anni. L'appuntamento ovviamente con tutti gli appassionati nuovi, chissà, del mondo della pesca subacquea ai prossimi speciali su direttasport.it.